Ma ci sono state cariche della polizia? Stato qualche momento di tensione, ma comunque la situazione è calma ora. E sono dentro ancora? Ora c'è, la tensione c'è, rimarrà comunque per tutta la notte, ci saranno dei presidi e si aspetta che escano dal Parlamento regionale questa delegazione per dare delle risposte. Se risposte non ce ne saranno, cose che sembrano attenuate, potrebbero scioglierà la stanza, quando ci sono già dei cassetti, a presidiare il Parlamento regionale. E voi là che state combinando allora? State aspettando? C'è un momento di stallo. E quanti siete? Quanti siete? Ora ci saranno 2000 persone, 5-2000, ma stamattina più o meno erano 6.000 persone. E alla Serit che è successo alla Serit? Alla sera ci sono state bruciate le cappelle fattoriali, c'è stata una forma di protesta davanti, era militarizzata anche la Serit con presidi di carabinieri e poliziotti. Ma ci sono feriti? No. Solo qualche momento di tensione, ma niente insomma. Quindi la situazione è che state ancora parlando con loro, no? Insomma, la situazione è pessima, insomma, nel senso che non si riuscirà a risolvere nulla. Però gli altri sono abbastanza disperati per quello che comunque non succede. Ecco. Cioè, che cosa può succedere? Può succedere che magari, insomma, penso a livello di violenza nulla, ma anche se ci sono carabinieri e poliziotti schierati senza sommossa, ma E quanti sono? Quanti sono? Molti oppure... ci sono solo due camionette, una della polizia, anzi no, sono due polizie e una carabinieri, e ci saranno una 40-50 di poliziotti e carabinieri da 70 sommossi. Ma Lombardo è sopra oppure non c'è? Ma credo che non ci sia, si parlava che era successo E i sindaci che hanno fatto? sono sopra. E della delegazione dei Forconi chi c'è? I sindaci e non so quante altre persone che non posso identificare. Va bene, ci aggiorniamo a più tardi. Ok, ciao.